È una bella giornata, malgrado il tempo non sia clemente, proprio per avere inaugurato oggi e intitolato il campetto a 5 all'architetto Salvatore Giganti. Una figura che si è contraddistinta nel nostro territorio proprio per avere progettato tantissime opere che sono state realizzate sia pubbliche che di abitazioni private, ma soprattutto all'avere intitolato a lui il campetto nasce dalla figura di Salvatore Giganti, una persona gioviale, una persona sempre allegra, molto sportiva, sempre informale, disponibile con tutti. E allora l'idea è venuta perché questo è un luogo dove i ragazzi entrano ed escono, saranno a contatto con gli altri coetanei e compagni, e allora l'idea che si possano interrogare su chi era Salvatore Giganti ci è sembrato il modo migliore per poterlo ricordare anche alle future generazioni. Sicuramente il campetto ha avuto un travagliato iter per tutta una serie di intoppi burocratici, però c'è stata la determinazione dell'ingegnere Vital Baccidenti che ha profuso impegno, professionalità, costanza, è stata dietro alla ditta in tutti i momenti per portare a compimento un'opera che poteva tranquillamente arenarsi da un momento all'altro, e quindi devo dire che il campetto ha visto la luce grazie alla collaborazione di tanti. Oggi c'era la famiglia e questo è stato un momento molto bello, la moglie, i nipoti, una nipote in particolare che è cresciuta con questo zio e ne ha fatto un punto di riferimento, ed è stata quella che in qualche maniera mi ha, diciamo così, suggerito l'idea di potergli intitolare una via di Montevago, e poi invece la scelta è ricaduta sul campetto. C'erano i sindaci che mi hanno preceduto, la scuola, che il luogo è l'agenzia, diciamo, principale che in qualche maniera metterà a fruizione il campetto, e soprattutto ho ribadito un concetto chiaro, che in un luogo sportivo i ragazzi devono crescere bene, devono essere ossigenati in tutti i sensi, e ho citato anche il DDL che abbiamo portato in commissione proprio contro il gioco d'azzardo e le dipendenze, per evitare che i ragazzi minorenni possano invece da cattive abitudini e da brutte strade essere coinvolti e avere problemi. Lo sport è salute, e oggi noi questo abbiamo voluto promuovere con la scuola di Montevago, con i cittadini di Montevago, con la famiglia di questo nostro compaesano, e anche con questo nostro compaesano che da qualche parte forse oggi ci avrà visto e sarà stato contento.